Buongiorno Sicilia, è il momento del collegamento con Viva Rai 2 e prima di tutto ci introduce a questo bello spazio Fabrizio Bigio, che è uno dei complici di Fiorello. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao Michele, che piacere vederti e sentirti. Sì, sono complice, bravo, è la parola giusta, perché noi siamo dei battacchioni, delinquenti, diciamo la verità. Quindi, allora, tu mi chiederai, dov'è Rosario? Dov'è Rosario, giusto? E questa è la domanda. La domanda è: dov'è Rosario? Dov'è Rosario? Allora, non si sa mai dov'è Rosario, perché quello è un pazzo. Però, visto che oggi siamo sotto ponte, e voi sapete, questo è il ponte, uno dei ponti più lunghi della storia dell'umanità, è festa. Quindi, essendo festa, molta gente viene a trovarci. E lui è primo a fare le foto con questi nostri fan, diciamo, con il nostro Giustamente, pubblico. certo, quindi è impegnato a fare pubbliche relazioni. Senti, com'è andata la puntata stamattina? Vi divertite da morire, è un successone il vostro. È andata benissimo, come ogni puntata è veramente è una gioia che si rinnova ogni mattina, noi ci divertiamo. Ecco, attenzione, è arrivato Fiorello. No, scusate, no, purtroppo una brutta notizia è Casciari. Ah, Mi dispiace. ciao Maurizio, come stai? Purtroppo, eccolo lì, Mauro Casciari, signori, col suo pavillon. Beh, elegantissimo, elegantissimo, proprio Noi da... sentiamo un pelino bassi, ma non so se va bene. No, ma va bene, ci accontentiamo, si sente bene. E quindi Michele, noi ogni mattina veniamo qua e veramente, ti dico la verità, c'è una scaletta. C'è qualcosa, però poi può succedere di tutto, quindi anche noi ci stupiamo, anche il pubblico è sempre variegato, non si sa mai chi ci sarà. Una volta viene uno che canta, un'altra volta viene un mago, oggi c'erano dei comici, gente che suona. Una volta si è presentata, Michele, una banda di paese, così, senza avvertire, te lo giuro. Li avete fatti suonare? Mauro, No, che dici? Suonavano senza che noi avessimo dato il permesso, tra l'altro. Suonavano. Vabbè, ma questo fa parte del programma. Sì, di del circo, della magnifica giostra di tutte le mattine. No, circo non lo puoi dire però, Mauro. Circo, no, non è che siamo il circo, capito? In modo denigratorio. Denigrando anche quelli che fanno i circo. Salutiamo gli amici circensi. No, giusto, perché se uno pensa al circo pensa ai pagliacci, invece no, Bravo Michele. Qui non penso ai trapezzisti. Ma ecco, l'unica cosa che non ci abbiamo mai avuto sono i trapezzisti. Non è vero? Senti, avete sentito che il Papa ha detto ai ragazzi: ragazzi, svegliatevi, non dovete stare sul divano. E chi segue voi certamente sul divano non ci sta, al massimo a letto, vi guarda sdraiata a letto all'alba. Purtroppo noi abbiamo il vincitore del divano d'oro, che è Fiorello. Tu sai che Fiorello, tu lo conosci, insomma, so che lo conosci, sai che lui preferisce stare sul divano, è la sua vera felicità. Ecco, è arrivato Rosario! Ciao ragazzi! Ciao Fiorello, benvenuto! Bene, grazie, che piacere! Che piacere! Devo dire, amore, qui ci sono un sacco di persone qua fuori e io non è che me ne posso andare via subito, capito? Dobbiamo fare le fotografie con tutti. Questi vengono alle 5 del mattino, è giusto? Senti, come va lì a Catania? Bene, siamo contentissimi di averti ospite, è un po' un ritorno tuo qua, eh? Ci passi 2 anni? Guarda, io Antenna Sicilia, mi ricordo, andai ospite una volta, sai? Sì? Perché diventai un po' un personaggio, a un certo punto, il periodo delle radio libere, delle radio private, ecco. Io feci un tentativo di record di trasmissione continuata. Il record fu 3 giorni e 2 notti, senza dormire mai. Poi fu battuto da un altro DJ di Siracusa che si chiama Zabo, che lui fece addirittura 1 settimana, ma poi gli americani batterono tutti perché roba di 2 settimane, però lì bisognava vedere se c'era la chimica di mezzo. Questo è importante. Senti Fiorello, diciamo, quindi questo ti impedisce assolutamente di stare sdraiato sul tuo adorato divano, che il Papa biasima, abbiamo appena detto, il Papa dice non state sul divano. Però è riferito ai giovani, lasciate che i divani rimangano a noi. Michele, ma tu non sei siciliano, giusto? Come no, io sono catanese, scherzi. A Catania sì. Certo.
Sai che non me la ricordavo sta cosa qua. Ma gli studi dove sono adesso? Gli studi di Antenna Sicilia? Dove siete? Viale Odorico da Pordenone, come sempre, accanto alla Sicilia. Scusa, non è che... Comunque Antenna Sicilia è una grande televisione. Ragazzi, sì. Grazie. Veramente... Però qualche domanda te la posso fare io. L'hai sentito Amadeus recentemente? prego. Quando l'hai sentito? Chi? Amadeus, ultimamente, quando l'hai sentito? Ultimamente l'ho sentito tipo 4 giorni fa, 3 giorni fa per lo scudetto. Ah, ecco, perché lui è interista. Scusate che c'ho una telefonata familiare, un secondo. Sì, no. In tutto questo lui ha anche i suoi problemi. Sì, un attimo solo, ma è vera, è vera. Sì. Guarda, Vai, oddio, allora, no, Michele, per Ha ragione. Ma un problema di qualcuno rimasti fuori casa. Un attimo, aspetta. Sua madre è rimasta chiusa fuori casa. no! Ma che disastro! Mauro, ma è sempre così, tutti i giorni, è così. Quando prima parlavo dietro le quinte con la regia e con i costruttori, no, abbiamo detto di aspettare perché stavo cercando di capire se si sbloccava la situazione. Ecco. Bloccata. Proprio non volevamo nemmeno. No, è Fabrizio che ha spoilerato tutto, insomma, io non l'avrei mai detto, È stato Fabrizio. Comunque, bello tutto sullo schermone di Antenna Sicilia, vedermi così. Bello, Sì. Senti, stamattina di chi avete parlato? Raccontaci un po'. Guarda, stamattina abbiamo parlato della Giorgia, ne avete parlato anche voi sicuramente. Per voi è Giorgia, è la nostra premier. Che si fa scrivere Giorgia sulle schede elettorali europee. Giusto? Sì. E poi abbiamo parlato un tocco di Vannacci che qui non manca mai. Un tocco di Vannacci non manca mai. Un tocco di Vannacci da noi non manca mai, insomma. Poi certo. Fai pensare, abbiamo parlato di Europa come sempre, insomma di... Sì. Tutti. Avete notato? Ma non c'è bisogno che fai chiesto la puntata, c'era i play. Ma c'era chiesto. Ma ho capito, no, lui non l'ha chiesto. No, Michele, volevo sapere. La domanda che ti ha fatta Rosario ti rispondiamo noi. Sì, e appunto, avete notato che, come dire, la premier Giorgia ha detto Salvini non c'è perché ha preferito il ponte a noi, e questa è un'osservazione importante, Ragazzi, allora, noi siamo, lo diciamo sempre, ci dispiace vedere la classe politica. Eccolo, è tornato! Eccolo, siamo salvi! Chissà se ha risolto il suo problema di chiavi. Risolto. Sì, meno male. Tutto bene, Fiorello? Capitano, ma Maggio non mi apre la porta. Capisci? Senti, stavamo dicendo, facevamo il sommario della tua puntata di oggi, quindi Giorgia, Salvini, Vannacci, poi chi c'era? Calenda l'avete nominato? No, Calenda oggi su Calenda non c'è. Abbiamo qualcosa su Calenda, ragazzi? La Schlein? Ma sta in Europa? Sta in Europa Calenda, pure lui? Sì, lui è capolista dappertutto. Capolista dappertutto. Anche lui col nome d'arte, come ha fatto Giorgia. Calenda ha detto? Renzi. Questa è molto carina. Senti, Schlein di qualcosa su di lei. Dai, siete amici? La Schlein, siete amici? Non l'ho mai incontrata, però ti farà da babysitter anche lei, lo sai. Perché sai che dicono per la par condicio adesso la Schlein deve fare la par da babysitter. Però ci siamo mandati dei messaggi, diciamo, per via televisiva. Sì, è vero. No, noi la Schlein, insomma, vorremmo anche aiutarla in qualche modo a livello di comunicazione delle volte, perché è un po' sola, diciamo, un po' sola, un po' abbandonata, insomma, e ci sono talmente tante correnti che probabilmente deve stare sempre con la sciarpa, perché là dentro nel PD c'è veramente tutto, povera. Poi la sciarpa è di sinistra, la sciarpa è molto di sinistra, anche di Kashmir di sinistra, soprattutto di Kashmir, anche i portocchiati una volta erano di sinistra. Ti ricordi? E anche il profumo è molto di moda in questo momento. Senti, ma lo sai che questo è... Io oggi ho spiegato perché del profumo. Ha svelato del perché lui ha preso il profumo. Perché? Perché bisogna conoscere bene le lingue straniere. Perché se uno va in un aeroporto e leggi free,
E free vuol dire libero, quindi vuol dire che gratis. A chiappi. E Duty non sapeva cosa aveva detto, quindi no. è rimasto sul free. Ma che è un riferimento al dirigente del Partito Democratico che insomma Ex dirigente. dirigente, abbiamo capito, va bene. Senti, lo sai che è l'anniversario di Quelli della Notte? 29 aprile del 95 debuttava Quelli della Notte con Arbore e tutta la banda. Incredibile, debuttarono in aprile, che è strano debuttare in aprile perché è un periodo, tu mi insegni, 85. che come ascolto non è proprio prolifico come periodo, e invece debuttarono. Strano, e durò solo 2 anni, o 2 anni o 2 stagioni. Che ha fatto Come memoria, però ha fatto veramente Una stagione o 2? Una stagione, 2. Stanno cercando i nostri... Stiamo cercando. Ma vi sentite tu e Renzo? No, con Renzo ogni tanto, ogni tanto sì, a compleanno, queste cose qui ogni tanto lui ci segue, però non verrò mai, perché lui, essendo un uomo della notte, lui preferisce stare sveglio e poi mattina addormentarsi e quindi sempre improvvisando in ogni momento della giornata. È sempre il maestro di tutti noi. È sempre l'artista a cui noi ci siamo ispirati. Dico noi, intendo chi fa il mio mestiere, chi fa la radio, chi fa, diciamo, come dice lui, programmi umoristici o ci si è tutti ispirati al grande Renzo Arbore, ovviamente Gianni Boncompagni, una coppia incredibile. Beh, certo, bellissima questa. Senti, lo sai che a Londra va all'asta un cimelio, l'orologio dell'uomo più ricco del mondo, che viaggiava sul Titanic? È una cosa impressionante, no? Ho visto ieri, è stato battuto per... No, guarda, Michele, a noi di qualsiasi cosa tu ci parli, noi viviamo sulle notizie. Tra l'altro ieri c'è stato un bel servizio al TG1, hanno fatto vedere questo orologio con tutte le iniziali del tipo, che tra l'altro nel film... si vede nel film, ne hanno parlato. Ma l'orologio come ti è parso? Un po' esagerato, forse, come un po' troppo sovraccarico di roba quell'orologio d'oro. Ma quanto l'hanno venduto? No, ma era bello, bellissimo. Quanto? È stato venduto 1,3 milioni. Chi se l'è comprato? No, l'ha preso sicuramente o Amadeus con l'ingaggio del 9. Senti Fiorello, ma dai, parlaci di Amadeus, vi sentite spesso? Tu mi hai detto 4 giorni fa. Perché mi dici sempre di Amadeus? Vuole uno scoopetto. Perché tutti vogliamo sapere se tu ti sposti oppure rimani, questo è. No, no, quello ve lo posso dire, quello riguarda me, quindi è una cosa che sì, è una cosa, io mi sposterò, allora lascio la Rai e vado, lo devo dire, dai, lascio la Rai e lo devo dire. Ma vi detto che non l'avete detto a nessuno? Lo devo dire, lo dico. On ne vai? Ad Antenna Sicilia! Grande successo. Devi portarci tutta la banda, mi raccomando. Il nostro amico non è lì, come faccio una gaffa, no, non è lì da voi, è in alta televisione. Chi è? Con tutto il cuore, Salvuccio La Rosa non è da Salvuccio La Rosa, no. In questo momento non è qui. Non è ad Antenna Sicilia, sta in un'altra televisione che non possiamo dire. Sono con il collega Angelo Gagliano, che piacere buongiorno a te, ciao Fiorello. Benissimo, guarda. Ti porto i saluti di Angelo Micale, che tu ricorderai sicuramente. Angelo Micale, grandissimo della radio, ragazzi, uno storico. A Catania c'era un sacco di gente brava alla radio, c'era Melvio Marino, Micale, Salvino Pittella, Maurizio Guzzetta, mi ricordo ancora quelli che mi ricordo, i grandi della radiofonia, della radio libera, ragazzi, Radio Catania International, noi della provincia eravamo attaccati con l'orecchio all'apparecchio. Fiorello, lo sai che oggi torna in TV Roberto Bolle? Vi conoscete con Bolle? Ma scusa un attimo, lui stasera sarà con Roberto Bolle. Ah, però! E non ci dite niente! Lui stasera partecipa visto che oggi è la giornata internazionale della danza,
Rai 1 fa questo programma e lui è dentro. Perché per colpa sua sono diventato ballerino. Fa il ballerino, fa l'umorista. Quali sono i passi preferiti? Quali sono i tuoi? Il tango il più passionale. Devi dire plié, porte-bras. Ah, scusa, allora le ciseaux è quello che fa. Tu sai che lui è mezzo francese? Ah, però la mamma è francese. Sì, senza offesa. C'est chic, Chic. Ma elle est sicilienne dei giardini Naxos. Tra l'altro il tuo collega si chiama Galliano? Angelo Gagliano, come no? Vice direttore del posto telegiornale. Si chiamano Galeano. Non sono parenti, no? No, non sono parenti. No. Galeano, quelli sono Galeano. Senti, quando vieni in Sicilia, dai, fai un salto qua, che ti aspettiamo? Io guarda, mi faccio sempre la settimanella verso metà luglio. Metà luglio vado a Taormina, alle Toianni, sai che io sono di là. E ti veniamo a cercare? Vado lì per fare una settimana dedicata ai parenti. Quindi è una cosa privata, hai ragione. Se no ti venivamo a cercare. No, ecco, io quella settimana per stare tranquillo e mangiare qualche bella granita. Cabrioche Codoppo, qual è il tuo gusto preferito? Mandorla, caffè con panna? No, caffè con panna, la classica. Delle volte faccio uno strappo alla regola, prendo limone senza niente, oppure mandorla mischiata con la cioccolata, granita di cioccolata e mandorla mescolata, è buonissimo. Che ne puoi sapere? Niente, no, lo so già. Ma quello sono in Sicilia. Quando non sei in Sicilia come fai? Niente granita, non ce n'è granita. Ti posso dire, a Roma ad esempio qualcuno che fa la granita c'è, però non... ragazzi, ma... non c'è, non si può. Lasciamo stare. Lasciamo stare che è meglio. È meglio. Senti, ma ti ricordi una volta ci siamo incontrati in una trasmissione, mi hai preso abbastanza in giro, non so se abbiamo il tempo di mandarla in onda, lo vuoi rivedere? Vediamo. Dai, sto pezzettino, però era meglio vederlo in diretta, va bene. 30 inviati. E poi dice che la Rai è in deficit. Sono 4 ore, scusa, sono 4 ore di trasmissione tutti i giorni dal lunedì a venerdì in diretta. Tu pensa, tu fai 4 ore dal 10, lunedì? 12, 15 collegamenti. Dal lunedì a venerdì? Michele! Chi è? Michele, quanto sei bello! Bravo che hai cantato! Michele! Amici della vita in diretta, ciao a tutti! Ciao! Sono venuta sera, ti piace Michele? Amici della vita in diretta, non ci credete! Dai, che ti viene in mente? Mi viene in mente che sei più bello adesso. Grazie, detto da te un grande complimento. Che in quel fotogramma lì, in questo momento, c'è la regista attrice più acclamata del momento, non solo in Italia ma anche in Europa, che sta facendo sfraceli col film C'è ancora domani, quindi grandissimo, bellissimo per le donne, veramente straordinario, per i diritti delle donne, sono d'accordissimo con te. E poi mi viene in mente il grande periodo dei varietà, che erano tornati i varietà in auge, quelli del sabato sera, cosa che adesso invece un po' è sparita. Adesso sono la mattina. Adesso li hanno spostati la mattina. No, ci sono stati degli esempi di varietà negli ultimi periodi, però purtroppo non sono andati tanto bene, e questo non è colpa di nessuno, cioè nel senso è colpa dei tempi che cambiano, è colpa, diciamo così, che il pubblico fruisce di contenuti molto più brevi, è abituato a vedere cose molto più brevi. I tempi di varietà invece... E questi i tempi di varietà sono un po' dilatati e quindi la gente non ce la fa a seguire un varietà, secondo me, così. Una visione, diciamo... Sì. Fiorello, volevo dirti una cosa, lo sai che abbiamo parlato sia ieri anche stamattina del centro di cardiochirurgia di Taormina, che sappiamo per il quale tu ti sei battuto, a fine luglio scade la proroga. Anche in Sinna, devo dire. Sì, però dicevo, la notizia è che adesso la Regione Sicilia ha detto: noi vi appoggiamo e faremo in modo che cambi la legge, in modo che ci possa essere un centro a Palermo e rimanere quello di Taormina. Che te ne pare? È una cosa più sensata da fare, è una cosa che si deve fare assolutamente, perché voi sapete che la Sicilia è grande, la Sicilia è veramente grande, e due poli così importanti, cioè la distanza, cioè basta pensare che quello di Taormina
insomma serve tutta la costa orientale, non solo la Calabria, ma anche un sacco di gente che viene pure dall'estero per curarsi a Taormina. Palermo sta dall'altra parte, quindi la Sicilia è grande, un solo centro non ce la può fare, ce ne vogliono due, e quello di Taormina non deve chiudere assolutamente, e sono contento che tu mi dia questa notizia, perché è ottima. Mi fa piacere. L'ultima cosa che ti chiedo, Fiore, poi ti lascio andare naturalmente, ma quando lo prepari il programma? Hai già pronto la puntata di domani? Avete preparato? C'è in scaletta, preparare il programma subito dopo il collegamento con Antenna Sicilia. Giura, lo fate subito? Si prepara adesso, adesso si buttano le basi su carta, poi nel pomeriggio verso le 6 ci si sente tutti per le notizie, tu sai che a quell'ora escono le agenzie, quindi si preparano insomma le notizie per l'indomani, e delle volte i contenuti che tu vedi, quelle scenette, ma senza se, Batman, queste, quelle cose lì, le facciamo dalle 5:30 fino alle 7. Fantastico, i vostri ritmi sono... E poi ci sono le prove degli ospiti, quando vengono gli ospiti li facciamo provare. Vengono distrutti gli ospiti qua. Benissimo, grazie per essere stati con noi. Guarda, posso dirti che io sono felice di aver fatto il collegamento con voi. Grazie. Quando mi hanno accettato subito, con gli altri non li faccio, non li faccio. È un vero privilegio, grazie. Quanti ci hanno chiamato? Complimenti sempre, affettuosi, lo sai che ti vogliamo bene. A Sicilia ho detto non si può non fare, non si può. Grazie a Fiorello. Vieni a Taormina che ci vediamo. Ci vediamo, ti vengo a trovare, grazie mille. Grazie a voi, a Fabrizio Biggio, a Mauro Cacciari e naturalmente al grande Fiore. Ciao a tutti, buon lavoro, grazie. Buona prosecuzione. Viva Sicilia e viva Antenna Sicilia! Applauso ragazzi! Siamo tutti qua, va, gira, siamo qua. Ecco, vedete, tutto un gruppo di lavoro che si svela per noi, questo è bellissimo, guardate un po' coi poster, queste sono immagini inedite, solo un privilegio per noi. Ciao Fiore, grazie mille, grazie davvero, è stato bellissimo, è vero Angelo? Bellissimo davvero. Davvero.